L'accessibilità acquea in laguna è sempre più un'emergenza. Nonostante le risorse già stanziate, il 1.000.000 di metri cubi da scavare per riportare alla quota prevista tutti i canali navigabili attende da anni, a partire dai circa 300.000 metri cubi di sedimenti da scavare per risolvere i problemi immediati di navigabilità del Malamocco Marghera. La situazione è tale che per sicurezza la Capitaneria di Porto ha dovuto imporre limitazioni che finiscono per colpire principalmente il traffico container. Noi da mesi, da anni stiamo dicendo che c'è la necessità di procedere con una pianificazione che porti ai dragaggi manutentivi ordinari, non emergenziali, del porto di Venezia. Abbiamo messo a bilancio 23 milioni di euro per gli escavi di Venezia e 4 per gli escavi di Chioggia. Siccome alcuni passaggi fondamentali stanno in capo ad altre amministrazioni dello Stato, ad altre articolazioni dello Stato, noi più che sollecitarle, spingere, proporre alternative, proporre soluzioni A, B, C, D finché non arriviamo alla Z non possiamo fare. Nel corso dei secoli Venezia ha dovuto difendere il suo primato commerciale e marittimo in più di una guerra, ma oggi deve confrontarsi con qualcosa di più temibile, la burocrazia italiana. Una parte consistente sicuramente delle competenze stanno in capo al Provveditorato alle Opere Pubbliche per quanto riguarda sicuramente il piano morfologico e l'individuazione dei siti di conferimento dei fanghi, c'è sicuramente l'ormai mitico nuovo protocollo fanghi fermo da chissà quanto tempo, che doveva essere imminente 1 anno e mezzo fa e che ancora non è uscito e mi si dice che è fermo in qualche corridoio del Ministero dell'Ambiente, e ci sono una serie di provvedimenti che stiamo attendendo. Il 30 ottobre sarebbe dovuta arrivare dall'estremo oriente la più grande nave portacontenitori mai giunta al porto di Venezia. Sarebbe perché in queste condizioni non si può più. Un danno anche d'immagine difficile da calcolare. Da questo momento in poi si iniziano a perdere posti di lavoro. Assolutamente signori, non è impossibile anche per l'uomo della strada. Arrivano meno navi, ci sono meno chiamate dei lavoratori della compagnia lavoratori portuali, ci sono meno possibilità di generare ricchezza per i terminal, ci sono meno circolazione di camion o di treni che portano meno merci. Non è impossibile capire che se comincio a mettere insieme meno, a un certo punto arrivo anche a meno lavoratori. Allora, questa quasi tranquilla giornata, diciamo scassata in qualche maniera dalle dichiarazioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, che questa sera è con noi. Buonasera, ben trovato. Buonasera a lei, grazie. Perché ci è andato giù duro, eh? Perché quando ce vo, no? Dicono, ma come sei arrabbiato così? Ma non sono arrabbiato per me, io sono arrabbiato per i rischi concreti che stiamo, come dire, affrontando rispetto all'economia del nostro territorio. Signori, l'abbiamo detto tante volte quando sono venuto qui anche in precedenza, la mia priorità è creare le condizioni perché si facciano più investimenti e si creano più posti di lavoro, e oggi con quello che stiamo affrontando in questo momento stiamo facendo esattamente il contrario, e non lo stiamo facendo perché c'è stato il destino cinico e baro o perché siamo stati colti di sorpresa da un'emergenza. Siamo di fronte a una situazione che io denuncio da 2 anni a questa parte, sono in carica da 2 anni e mezzo, sono 2 anni e 4 mesi che dico che il problema di tutti i problemi è affrontare con la dovuta pianificazione, con la dovuta accortezza, ma anche con i dovuti tempismi, bisogna trovare i siti di conferimento, bisogna fare i dragaggi manutentivi, che è l'ABC di qualsiasi porto. Un porto da quando esistono, dalla preistoria, insomma, hanno sempre avuto come priorità mantenere l'accesso ai fondali. Senta Presidente, spieghiamolo a tutti i veneti che la seguono, no? E stanno vedendo anche queste immagini appunto dell'attività del porto e del porto di Venezia. Cosa vuol dire che zone? Perché non è una cosa che riguarda le grandi navi? Posso essere chiaro? No, non in questo momento, non riguarda le grandi navi se non stiamo ragionando, come si è fatto peraltro anche durante l'estate, di spostare le navi a Marghera, altrimenti comincia a riguardare anche le grandi navi. Ma al di là del dato della nave croceristica, signori, la cosa più preoccupante è che noi abbiamo oltre 20 terminal, di cui 7 generalisti e 16 industriali. Ricordiamoci anche che ci sono grandi industrie all'interno delle aree di Porto Marghera che sono approvvigionate via mare e che se cominciano a non avere la possibilità di far arrivare attraverso le navi le proprie materie prime, chiudono. E allora bisogna, come dire, abbandonare anche i luoghi comuni e abbandonare anche, come dire, le finte pruderie, le finte prudenze. E quando è necessario, scusate il termine, alzare la voce, io non voglio alzare la voce, ma insomma il tono è di qualcuno che è particolarmente preoccupato, bisogna dirlo. L'abbiamo detto per 2 anni, signori, il problema di tutti i problemi è mantenere l'accessibilità nautica nel canale Malamocco Marghera. Infatti di fatto lei parla di manutenzione ordinaria. Assolutamente, allora, se mi permette. Allora,
Esistono degli strumenti, esistono delle leggi nei quali attraverso cui noi dobbiamo muoverci. Noi siamo un'articolazione dello Stato, io non ho il lusso di non applicare le leggi, io non ho il lusso di non essere pedissequo nell'applicazione dei regolamenti, io devo seguirle, noi rappresentiamo anche l'ente regolatore all'interno del porto. Ci sono delle norme che sono stabilite da una serie di strumenti, uno dei quali è il piano regolatore portuale, che stabilisce anche quali sono le quote di fondale. Nel canale Malamocco-Marghera e in tutti i canali di Porto Marghera le quote di fondale sono meno 12 metri autorizzate. Sono già autorizzate. Uno dei compiti principali che la legge assegna all'autorità di sistema portuale è la manutenzione dei canali portuali e l'accessibilità nautica. Non stiamo parlando di ampliare canali, non stiamo parlando di fare nuovi canali, non stiamo parlando di inventarci cose che non ci sono. Ma di mantenere quella quota, la assolutamente, signore, il concetto di base di ogni porto. Quindi attualmente è peggiorata, no? Vuol dire che è meno profondo. È evidente, allora, i porti appunto tendenzialmente si interrano, particolarmente i porti sabbiosi. Ecco perché esistono delle procedure di dragaggi manutentivi ordinari che vengono messi in pratica con una certa cadenza e che, se non vengono fatti con quella cadenza, tendono a non far avere la sufficiente profondità nei canali. Si fa lì? Allora, da quanto è relativo, nel senso che c'è stato per esempio un principio di franamento della cassa di Colmata B a Porto, cioè nella zona sud, nella ex terza zona industriale. Ha comportato un peggioramento. Ha comportato un peggioramento, però voglio dire, è un esempio molto semplice. Se nel vostro giardino di casa non mettete a posto le piante per 2 anni, è molto probabile che le piante comincino a invadere il vialetto, che comincino a rendere invivibile il giardino. Non stiamo parlando se io le chiedessi, dunque, dovrebbe essere una profondità di 12 metri e si può fare una media? Cioè in questo momento siamo messi maluccio perché 8, 10, no. Noi in questo momento, tra l'altro, abbiamo solo un paio di punti che presentano delle criticità, esatto. Però è evidente che se lei ha una strada dove anche per solo 1 metro è impercorribile, rende impercorribile tutta la strada, perché chi ci deve passare non può passare anche solo se ci fosse quel metro bloccato. Ci sono un paio di criticità, però noi abbiamo i fondi a disposizione, li abbiamo accantonati a bilancio, ne abbiamo accantonati di quote consistenti. 23 milioni, no? Più 4 per Chioggia. 4 per Chioggia, con un lavoro subito immediato di 6 su Venezia e di 3 su Chioggia. Perché tra l'altro noi ci stiamo concentrando molto su Venezia ovviamente, però il porto di Chioggia, che ha tutta un'altra storia, che per almeno 2 decenni non ha visto dei dragaggi manutentivi seri, sta morendo, signori, sta morendo. Allora io trovo che sia criminale, non saprei come altro definirlo, per un paese avere una struttura, un insieme di strutture che sono già in grado di dare decine di migliaia di posti di lavoro, circa 20.000 nei porti di Venezia e Chioggia, che hanno la possibilità di creare futuri posti di lavoro, di creare futuri investimenti, innovazione, cioè una risorsa per la Venezia e il Veneto di oggi, la Venezia e il Veneto del futuro, e che non fa nulla, anzi li lascia morire di inedia, perché non fa i provvedimenti, non prende atto che c'è la necessità di fare delle azioni, di mettere in piedi delle macchine amministrative che sono previste dalla legge. Cioè lei dice potrebbero portare ulteriori 20.000 posti di lavoro? Non dico, no, ulteriori 20.000 posti di lavoro nell'immediato no, però possiamo portare moltissimi posti di lavoro, e chiaramente se gli investimenti hanno degli effetti di moltiplicazione, quindi quello che oggi è investimento, innovazione, creazione di nuovi posti di lavoro, poi ne crea altri attraverso l'indotto, attraverso i servizi e via dicendo. Il vero fango inquinato dunque è la burocrazia o la paura di decidere? Il combinato disposto delle due cose, direi. Cioè, noi stiamo diventando, per quello che ho potuto avere come esperienza fino adesso, noi siamo un paese che ha grandissime capacità tecniche, che ha grandissimi tecnici e anche grandissimi amministratori, ma che ogni tanto si perde tra le secche, in questo caso tra i fanghi, di una burocrazia che tende a essere particolarmente bizantina e la capacità o la scarsa capacità di prendere delle decisioni e nei momenti nei quali bisogna prenderle, perché la decisione anticipata, la decisione tardiva non servono, ma la decisione al momento giusto va presa, e chi come me ha delle responsabilità di amministrazione deve prendere le decisioni. Credo sia uno dei compiti principali di chi ha la fortuna e l'onore di poter governare la cosa pubblica. Sì, mi viene in mente l'autonomia ovviamente, ma poi le chiedo una cosa su questo, ma dov'è questa burocrazia? A Roma? O più vicina? Ci sono, ribadisco, non voglio, perché poi sembra anche ingeneroso nei confronti, come dire, di altri amministratori, di altri colleghi, anche noi, come dire, sbagliamo quotidianamente, non è che noi siamo perfetti. Beh, solo chi non fa non sbaglia. Assolutamente, e quindi inevitabilmente sbagliamo anche noi, però è evidente che se sono 2 anni che il povero Presidente dell'autorità di sistema denuncia che il problema è una pianificazione seria sulla gestione dei dragaggi, dice che c'è questo problema, lo ripete all'infinito a costo di essere noi
noioso, anche gli amici ormai non mi sopportano più perché ogni 2x3 comincio a fargli stipeana sul fatto che dobbiamo fare i dragaggi. E non si fanno, poi improvvisamente c'è il problema, poi improvvisamente c'è la crisi occupazionale e tutti a sorprendersi che c'è il problema. E no, il problema l'abbiamo creato, non facendo quello che doveva essere fatto nei tempi corretti, nei modi corretti. Attenzione, noi stiamo esercitando le nostre potestà attraverso tutti i criteri e i controlli con il Ministero dell'Ambiente, con tutti i passaggi necessari e previsti dalla legge. Non stiamo facendo delle cose, come dire, sotto banco o sotto traccia. Lei ha dato, definiamo una deadline, cioè questo accordo che c'era, per il quale si lavora mesi e mesi, è chiaro e ovvio in questi casi, no? Quando si fa commercio, quando si fa questo tipo di attività. 30 ottobre, il momento in cui doveva arrivare a nave oceanica. Devo confessare se iniziano domani queste operazioni. 30 ottobre è impossibile. Saltato, sì. È evidente, certo, noi dicevano i latini ad impossibili anemo tenetur, non è che noi abbiamo la bacchetta magica, io non sono Harry Potter, è evidente che ci sono, guardi, molto semplice, c'è un quantitativo di dragaggio che si può fare quotidianamente, quel quantitativo di dragaggio va moltiplicato per i giorni che hai a disposizione e scopri quanto puoi dragare in un dato tempo, non è impossibile. È evidente che se dovessimo riuscire a partire comunque in tempi rapidi, come dire, possiamo ancora salvare la situazione andando a negoziare con le compagnie e andando a dare delle garanzie in maniera tale che comunque loro sappiano che a un certo punto effettivamente il problema è risolto ed è un certo punto che non è come dire, indefinito nel tempo futuro, ma è un certo punto prossimo. Il ministro Micheli l'ha sentita? Io ho avuto contatti ovviamente con... Ma dopo queste sue dichiarazioni? No, oggi no, insomma, guardi, noi ovviamente parliamo del porto di Venezia, ma il problema dei dragaggi è un problema che hanno tutti i miei colleghi. I 15 sistemi portuali italiani hanno questo problema, che è paradossale perché, ribadisco, il mantenere i fondali è una delle priorità, è una degli obblighi principali delle autorità di sistema portuale, come dire, definite dalla legge, quindi dovrebbe essere qualcosa che va in pilota automatico, no? Eppure Napoli ha avuto grossissimi problemi, ha sbloccato i dragaggi da pochissimo, i porti del sud, altri porti del nord Italia, Ravenna ha appena sbloccato un piano di dragaggi importantissimo dopo che per quasi 5-6 anni, se non ricordo male, ha avuto grossissimi problemi con i fondali, cioè non è un problema solo nostro. Chiaro che io, essendo il presidente dei porti di Venezia e Chioggia, alzo, come dire, la voce e il tiro per quanto mi riguarda, insomma. E ha detto che questo ovviamente potrebbe implicare anche meno posti di lavoro. È quantificabile in qualche maniera, no? Allora, io posso dare due numeri immediati, però poi le ricadute, come le dicevo, sull'indotto, sulla capacità di moltiplicare l'economia e i posti di lavoro non sono ancora quantificabili. Però la nave oceanica a chiamata, cioè una volta alla settimana, genera un fatturato di circa 1 milione di euro. Che significa per il porto, no, per il territorio? Per il porto, per il territorio, per i servizi, i camion, i servizi, la gestione... Quella che dovrebbe arrivare il 30 ottobre? Quella che già arriva. Solo che quella che dovrebbe arrivare il 30 ottobre era la più grande mai entrata e quindi aumentavamo le dimensioni, aumentavamo le capacità, aumentavamo quindi anche il numero di contenitori che potevamo portare per singola chiamata e quindi moltiplicata per tutte le chiamate aumentavamo il montante complessivo di contenitori. Questo è un dato. Poi un dato più, come dire, approssimativo spannometrico è che ogni 100 contenitori in meno c'è un lavoratore della compagnia lavoratori portuali che non viene più chiamato. E quindi si fa abbastanza presto, metti anche che non fosse 100, noi abbiamo questo numero che è un numero, contenere più, contenere meno abbastanza affidabile, ma metti anche che fossero 200, 300, stiamo parlando della vita delle persone, dei lavoratori di Venezia, del nostro territorio. Io sono inevitabilmente arrabbiato, se mi permette questo termine, anzi chiedo scusa se sembro particolarmente, come dire, agitato oggi, però io trovo che sia pazzesco con leggerezza affrontare questi temi quando si rischia di mandare a casa le persone. Allora Presidente, torniamo tra pochissimo, tante altre domande anche sull'attualità di altro genere. Voglio arrivare alle grandi navi, chiederle anche una cosa, visto che ha citato Chioggia, insomma, su Toninelli, insomma, io gliela chiedo, ci provo, a tra poco. Allora, torniamo in diretta con il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dell'Alto del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino. Quello che volevo, mi ha colpito nelle sue parole prima, al di là di questo sfogo che poi è un appello, che è un'attenzione per il territorio, che è tutto, perché è l'economia, no? Abbiamo sempre detto che
di fatto la prima azienda della regione, no? Perché... la prima realtà occupazionale sì. di tutta la regione. Allora, lei ha detto rischia di morire, lo ha detto in particolar modo di Chioggia. Si ricorda insomma che si diceva che una delle soluzioni delle grandi navi potesse essere quella, o in alternativa lo spezzatino, come vogliamo definire quello di Toninelli? Come abbiamo sempre fatto, come faremo con qualsiasi ministro e qualsiasi governo, noi diamo un supporto di natura tecnica, informazioni di natura tecnica, studi, approfondimenti di natura tecnica. Poi è ovvio che a fronte dei dati tecnici il decisore politico ha tutto il diritto / dovere di trarre le sue conclusioni, dare le sue indicazioni. È evidente che poi se va a verificare la documentazione, noi nella documentazione tecnica diamo anche, come dire, dei giudizi di valore su cos'è più percorribile sia sotto il profilo tecnico puro, ma anche di fattibilità economico-finanziaria. Signori, ricordiamoci, le grandi opere, qualsiasi grande opera, hanno fatto molto bene, hanno fatto il bene dell'Italia quando sono state fatte bene, ma hanno anche fatto il male dell'Italia quando sono diventate una responsabilità per le generazioni future. Sì, però lei è veneziano, conosce molto bene, non è certo una persona che si risparmia no, infatti dovrei nei titoli, dovrei risparmiarmi un po' di più. Vabbè, dai, diciamo qualcosa. No, allora, un lavoro scientifico era stato fatto ed è culminato con il comitatone del 7 novembre del 2017. Quindi diciamo quel potrebbe essere la via. Quel lavoro era un lavoro che aveva visto dentro tutti, la città metropolitana, il Comune di Venezia, la Regione Veneto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la struttura tecnica di missione del Ministero, noi come autorità di sistema portuale fare da capofila, cioè non era nata dal nulla e uscita da un cilindro un giorno di novembre, aveva una sua dignità di natura scientifica, dopodiché può piacere o non piacere, tutti d'accordo. Ha messo il comitatone, tranne il voto negativo del sindaco di Chioggia, trovò tutti d'accordo e quel provvedimento fino ad oggi è comunque un provvedimento che in qualche modo dà degli indirizzi. Diciamo una delle cose importanti sarebbe che convocasse il nuovo ministro un altro comitatone, no? Basterebbe che ci dessero il via libera per fare alcune delle cose che non sono già state definite e decise dal comitatone del novembre del 2017. Tra cui queste intende, per cui oggi... No, queste non hanno parlo della parte... No, non tanto, anche il canale Nord Sponda Nord, le due banchine individuate lì, o banchine alternative, però attenzione, quando noi abbiamo fatto il ragionamento, che è un ragionamento necessario, io per primo, signori, io vivo a San Basilio, si figuri se non sono stato sconvolto da quello che è successo il 2 di giugno e poi quello che è successo il 7 di luglio, è evidente, anche familiari, parenti mi hanno chiamato ormai stufi, esasperati, dicendo di Pino, bisogna fare qualcosa qua, e quindi è evidente, sono un veneziano, non è che non vivo su Marte, però è altrettanto evidente che noi non possiamo andare a pregiudicare altri carichi, altri traffici, altri terminal che funzionano, e ricordiamolo per l'ennesima volta durante questa trasmissione, danno da lavorare, per cacciarci dentro un altro traffico, cioè non è che l'alternativa è scelgo uno o l'altro, abbiamo la possibilità, abbiamo la disponibilità anche di spazi per far convivere le due cose e al tempo stesso togliere navi dal canale della Giudecca, che è la priorità di tutte le priorità. Ma per esempio anche là si può allargare il bacino di evoluzione, diciamo quello dove si fa la manovra marittima? No, non è previsto e non è... No, assolutamente non abbiamo bisogno... Per canale Petrolio, Vittorio Emanuele, eccetera, Vittorio eccetera. Emanuele ha bisogno anche lì di approfondimenti, questo diceva il comitatone, di fare delle verifiche anche di natura ambientale e poi di riportarlo comunque alle quote previste, alle dimensioni previste del piano di rotolo portuale. Nessun allargamento, ma riportarlo a dei fondali accettabili. E peraltro, anche in questo caso, un discorso un po' più ampio che magari faremo una volta dove dedichiamo, se mi permette, una puntata specifica a questo. La scelta anche lì è tecnica e politica, non è detto che bisogna fare per forza 11,50 m di fondale. Si possono fare delle decisioni, il governo italiano assieme a noi come realtà in prima linea che gestisce può anche dire alle compagnie: signori, questi sono i limiti entro i quali siamo disponibili a scavare, questi sono i limiti entro i quali siamo disponibili a intervenire, perché bisogna trovare anche un giusto bilanciamento tra i costi del lato terra e i vantaggi del lato mare. Non è necessario arrivare a una profondità di quasi 12 metri, questo non necessariamente, anzi. Senta, allora, tra l'altro noi avevamo parlato anche qualche settimana fa del convegno che lei vuole organizzare, anzi io credo che sia già tutto pronto, ha radunato i migliori porti. Perché? Che segnale vuole dare? Allora, io come dire, ho dovuto fare in qualche modo di necessità virtù. Noi siamo diventati, torto a collo, insomma, degli esperti di gestione di questa criticità. Il problema è che durante quest'estate, già l'anno scorso, ma durante quest'estate, molti altri porti europei hanno cominciato ad avere problemi con le crociere.
Amsterdam, Zeebrugge, Marsiglia, le Baleari, Barcellona, che tipo di alcuni rispetto alle emissioni inquinanti nell'aria, altri rispetto all'overcrowding, overtourism, cioè a troppa gente nello stesso posto. Dubrovnik ha posto dei limiti, Zeebrugge ha posto un limite di 2 navi al giorno. Volevo chiedere una cosa sull'inquinamento. Ci sono degli impatti che cominciano a essere condivisi da altre realtà portuali. Allora io ho semplicemente detto, se andiamo ognuno in ordine sparso rischiamo di non ottenere nessun tipo di risultato. Se invece ci mettiamo tecnicamente attorno a un tavolo, verifichiamo quali sono le criticità che condividiamo tutti, stiliamo una lista di cose da fare e di richieste da fare come porti e poi le cominciamo a discutere con le città, con la comunità europea, con la Commissione europea, chiedo scusa, con il Parlamento europeo, con i legislatori nazionali, e cerchiamo di costruire una proposta che tenga in piedi un'industria crocieristica sostenibile, ma che sia compatibile con le nostre città. Qual è il problema delle città crocieristiche europee? Che i porti crocieristici europei più di richiamo sono tutti all'interno o nelle vicinanze di città storiche e quindi sono geneticamente completamente diversi rispetto ai porti del Sud America, del Centro America. Sono tutte soluzioni differenti in realtà, no, in realtà no, ci sono dei livelli che appunto discuteremo con i colleghi che verranno. Abbiamo già avuto 9 adesioni, insomma, quindi è stata anche se è stata, come dire, autogestita, l'abbiamo convocata noi, quindi significa che il ritorno che abbiamo è un ritorno sentito dai colleghi. No, una lettura di orizzonte, in qualche maniera un modo per dire guardate, cioè, attrarre magari nuovi mercati, prima ipotesi, seconda per dire guardate che su Venezia stiamo arrivando alla soluzione? No, è un modo per dire, se c'è un problema di tenuta complessiva dei porti europei, il livello non è discutere uno per uno, ma è discutere tutti assieme e trovare una soluzione condivisa in ambito continentale che tenga in piedi, ribadisco, l'industria crocieristica sana, ma con un business model, con un modello di business differente da quello che negli ultimi 20 anni c'è stato, perché sono diverse le esigenze, sono diverse le situazioni, c'è bisogno di andare verso una maggiore sostenibilità. Mi dici una cosa sull'inquinamento, perché ovviamente qua è diventato... Diciamo che Greta, questa ragazza, tutti i ragazzi, centinaia di migliaia di ragazzi di tutto il mondo, anzi milioni, alla fine sono riusciti a portare questo tema in vetta all'agenda. Che poi questo comporti anche delle decisioni, che queste decisioni vengano rispettate è tutt'altra cosa, questo lo sappiamo. Però insomma si dice che uno degli inquinanti di rilievo siano le navi, le grandi navi nel mondo. Le navi in generale, ci sono circa 60.000 navi in giro per il mondo, tra navi da crociera e navi carico, però noi dobbiamo allora fare una domanda cioè io non so perché, Presidente, l'altro giorno abbiamo dato notizia che anche Fincantieri abbia nuove commesse per 30 miliardi, cose impressionanti, però d'altronde è un'azienda che affiora l'occhiello italiano nel mondo. Certo. E dico, ma perché non si fanno delle navi di nuova generazione? Stanno facendo un lavoro importante, l'adozione degli scrubber, che sono dei filtri sui fumaioli delle navi, l'adozione di progressivi sistemi dove si utilizza anche il gas liquefatto naturale, che ha un impatto molto minore di emissioni di zolfo nell'aria, la possibilità di utilizzare batterie ad altissimo potenziale che stanno ricercando, inventando, cioè ci sono delle cose che sono messe in piedi, ci sono anche delle deadline abbastanza importanti. Già dal 1° di gennaio c'è una convenzione internazionale sul cosiddetto Sulfur Cap, dal 1° di gennaio ci sono regole stringenti in tutto il mondo rispetto ai carburanti utilizzabili dallo shipping. Sono piccoli passi, se vuole, ma tutti messi assieme che vanno in una certa direzione. C'è un'idea fondamentale di decarbonizzazione totale dello shipping entro il 2050, se ne sta discutendo. Però, cioè, come dire, per arrivare lì devi fare anche tutte le misure intermedie. Hanno ragione da vendere, fra virgolette, i ragazzi dei Fridays for Future a essere arrabbiati, e non vedrei come potrebbe essere diverso quando hai 16 anni, hai ragione, deve essere fortemente arrabbiato. Dall'altro lato bisogna costruire delle proposte che siano percorribili anche sotto il profilo tecnologico, perché non tutta la tecnologia è disponibile. Allora le lancio un'altra, se vuole io, una provocazione. Paesi occidentali, quei paesi più ricchi, investano molto di più in ricerca e innovazione per trovare nuovi brevetti, nuove soluzioni tecniche che portino ad avere ancora grande sviluppo economico-industriale, ma anche grandissima sostenibilità. Questo si dovrebbe fare, questo introducendo anche criteri di premialità per chi, imprese o sistemi di imprese più virtuosi, riesce a produrre di più. E di solito, di norma, l'economia funziona meglio con sostegni premiali che con punizioni corporali, non so come altro definirla. E quindi noi dobbiamo creare circoli virtuosi dove
a loro volta l'innovazione, lo sviluppo crea ulteriore innovazione, sviluppo e ricerca, e tenere in piedi, come dire, i due lati. Oggi come oggi è impensabile, ritengo, vedere la produzione, lo sviluppo e l'industria che non sia automaticamente sostenibile, non dovrebbe nemmeno essere più aggettivata, dovrebbe essere geneticamente così, dovrebbe essere automaticamente sostenibile. Diciamo che sono riusciti a portare alla ribalta e forse a creare attenzione appunto su questo tema, e quindi ora costringeranno le imprese a non dimenticarlo, a fare azioni di questo tipo, e anche la politica poi in teoria almeno. Benissimo, così tengono l'attenzione e la tensione alta e obbligano noi a fare meglio. Mi ero segnato un'altra cosa qui, referendum, non so che... Sulla separazione? Ci dice qualcosa o no? Il presidente dell'autorità che dice? Allora, non posso, non mi esprimo ovviamente nel mio ruolo di amministratore. Ho semplicemente fatto una riflessione da veneziano, che peraltro dopo tanti anni è tornato a vivere in centro storico. Si parlava tanti anni fa, addirittura nel 2001, quando si fece la riforma del titolo V della Costituzione, di sussidiarietà, che in buona sostanza, tradotto per l'uomo della strada, si sposta il livello di governo amministrativo più vicino alla dimensione del problema, cioè se la strada è sconnessa e c'è una pietra da mettere a posto, non vado a parlare, come dire, col sindaco metropolitano che deve gestire i problemi macro, vado a parlare con il presidente della municipalità, del municipio, del decentramento che ho a disposizione. Quindi, come dire, è evidente, in una dimensione ormai globale c'è la necessità di avere la dimensione macro che governa, che gestisce i processi, che è in grado di gestire anche i processi internazionali. Al tempo stesso il cittadino medio ha bisogno anche di risposte immediate a piccoli problemi, non deve sempre sentirsi rispondere sul tema macro. E finanziamenti per agire, però, no? E i poteri necessari e gli strumenti necessari, ognuno nel rispetto del proprio livello più vicino al problema che deve risolvere. E quindi io credo che a una parte sicuramente dei cittadini del centro storico di Venezia la risposta al volere il referendum è più che altro una specie di risposta alla Brexit, cioè non mi hai più ascoltato con le buone, mi sento poco ascoltato e te le dico con le cattive, magari prestando un pugno sul tavolo, ma non credo quasi nessuno voglia effettivamente la separazione, vuole avere livelli di governo vicini ai problemi che ha e vuole sentirsi ascoltato. Io lo vivo tutti i giorni, perché poi andando in giro per Venezia a piedi o in vaporetto, giustamente la gente ti ferma, ti approccia, ti parla, ed è anche un ottimo esercizio, perché quando rimane nel rispetto e non ti zompano addosso, insomma, è un ottimo esercizio perché ti permette di avere un feedback diretto con quello che stai facendo e quali sono le sensibilità. Non sempre gli amministratori sono perfettamente sintonizzati con quelle che sono le piccoli e soli è peggio di uniti e grandi, come dice Brugnaro, anche se quello... Io credo che uniti e grandi sia assolutamente necessario sui temi grandi, ma sia anche necessario trattare situazioni diverse con misure diverse. Il centro storico ha dei problemi, la Mestre Centro ne ha altri, Marghera ne ha altri, non c'è un'unica taglia, non so come dirlo, non c'è un unico vestito, però dovrebbe esserci un'unica casa. È stato chiarissimo invece, è stato chiarissimo. Senta Presidente, abbiamo meno di un minuto, però le volevo chiedere prima una cosa legata all'autonomia, perché poi la polemica di oggi non ci sarebbe se nelle 23 materie si riuscisse a ottenere anche il tema delle infrastrutture, che purtroppo non credo, precedentemente che anche col ministro attuale aiuterebbe sicuramente a avere comunque escluso, probabilmente, quello è uno dei rischi, no? No, ma non è questo, è che i temi sulla provveditorato alle opere pubbliche, la gestione, la salvaguardia sono comunque temi nazionali, non credo che diventerebbero solo temi di autonomia. È evidente, come dicevo sul discorso del comune, che però se abbassi di un livello il livello amministrativo con il quale ti devi confrontare, hai più probabilità di essere ascoltato o comunque di raggiungerli, no? Perché comunque sono molto più vicini a te. Deve avere una soluzione più vicina, più rapida. Guardi, io spero solo di poter essere messo, io, i miei bravissimi collaboratori e tutti i lavoratori portuali e nelle industrie, che sono circa 19.000, nelle condizioni di poter mantenere il nostro lavoro, di farlo bene e di poter contribuire al benessere e alla ricchezza della nostra città, del nostro territorio, della nostra regione e dell'economia nazionale. Quando arriva il Ministro? Perché ha visto, no, adesso... Il Ministro l'unica cosa che posso dire è che sta cercando di convocare la conferenza dei presidenti, che è quell'organismo nazionale, e so che dovrebbe convocarlo a breve e quindi parteciperemo a quella riunione. Non ho informazioni precise su quando verrà. Grazie davvero, torni a trovarci. Grazie. Presidente Pino Musolino, a voi per averci seguito. Ora edizione flash del Telegiornale del Veneto e poi la prima serata con lo sport. Grazie.